La storia di oggi ci porta ad Enna, una vera e propria roccaforte naturale. Ancora oggi si parla della prima guerra servile contro Roma, la liberazione degli schiavi da parte degli Ennesi che tennero sotto scacco le legioni romane difendendosi proprio all'alto. Ad Enna c'è una bellissima pianura che è quella della frazione di Pergusa, che è teatro di questa storia, che più che una storia sembra essere una vera e propria leggenda mitologica, ovvero quella del ratto di Proserpina. Plutone, il dio degli inferi, stanco di stare da su Donfienno, un giorno volle farsi un giro in Sicilia, scelse un luogo perfetto per farsi una bella scampagnata, proprio il lago di Pergusa. Una volta arrivato lì vide questi campi fioriti bellissimi, ma in lontananza si accorse di un gruppo di fanciulle. Incuriosito si avvicinò e vide che in mezzo a tutti quei fiori c'era il fiore più bello di tutti, Proserpina, che era la figlia della dea Cerere. Plutone sentì subito delle emozioni fortissime, si innamorò a prima vista di Proserpina e la cominciò ad inseguire. Proserpina e le altre fanciulle se ne accorsero e cominciarono a scappare. Ma ad un certo punto Plutone volle tranquillizzarla. Immaginate stomo nennivoro, roasso, con un vocione enorme e ci sento molto, voglio fare niente, venecca. A sentire questo dolce suono, Proserpina cominciò a correre ancora più velocemente e ancora più spaventata. Però non ebbe scampo, perché ovviamente Plutone, essendo grande, grosso e soprattutto essendo un dio, la raggiunse e la rapì. Cerere iniziò a cercare sua figlia ovunque, addirittura si infilò dentro l'Etna per vedere se era finita lì dentro. Era così infuriata che mentre camminava per le campagne siciliane sentiva il rumore di alcuni lupini che la disturbavano, si girò e li maledisse dicendo che dovevano provare anche loro l'amarezza che provò lei. Da qui deriva, secondo i siciliani, l'amarezza del lupino. Tanta era la disperazione di Cerere che quando si recò a Trapani a cercare Proserpina perse la sua falce e quella falce diventò il promontorio di Trapani, che ha esattamente quella forma lì. Dopo tantissimi giorni e notte di ricerca, a Cerere non restò altro che andare direttamente a Giove a chiedere dove cavolo era finita sta figlia sua. Giove, che sapeva che era stato suo fratello Plutone a combinare tutto sto casino, faceva finta di niente, su così pisciuatti, che vuoi che siano. Cerere ci disse, così è, non ti preoccupare. E appena tornò in Sicilia causò una siccità talmente devastante che morirono migliaia di persone e di animali. Giove capì che la cosa non si sarebbe risolta facilmente e allora mandò Mercurio da Plutone per cercare di convincerlo. E alla fine Plutone disse, vabbè, insomma, devo obbedire, non posso fare niente. Però Plutone, che era scaitto, fece mangiare dei chicchi di melograno a Proserpina prima di liberarla. Il melograno era considerato dagli antichi il frutto della fedeltà coniugale, quindi in poche parole Plutone aveva di fatto sposato Proserpina. Quando Cerere rivide la figlia scoppiò in un pianto liberatorio, almeno fino a quando non seppe caso figlia si aveva maritato con Plutone. Lì si incazzò nuovamente, tornò di nuovo da Giove e ci disse, ma che va a fare? Giove però doveva rispettare le regole, il melograno l'aveva mangiato, quindi il matrimonio era valido, e allora decisero di fare un compromesso, ovvero che per 2/3 dell'anno Proserpina sarebbe rimasta con la madre e per 1/3 sarebbe andata dal marito. Questo accordo, secondo i siciliani, è il motivo per cui in Sicilia esistono soltanto 2 stagioni, un bello e un cattivo tempo. Non c'è una parola infatti in siciliano per indicare l'autunno. E quindi la bella stagione è rappresentata dai 2/3 dell'anno durante i quali Proserpina sta con la madre. La brutta stagione, il gelo, il freddo e il buio rappresentano il periodo in cui Proserpina invece torna dal marito Plutone.